Buongiorno a tutti, comincia oggi una nuova settimana e noi siamo come sempre qui dagli studi di Radio Piave per il consueto appuntamento con la rassegna stampa. Oggi tocca a me, Martina Reolone, vi farò compagnia con la lettura delle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Partiamo dal Gazzettino, oggi siamo a lunedì 23 novembre. Il titolone di apertura sul Gazzettino, edizione del Nord-Est, è dedicato alla tematica coronavirus, a quello che ci attende per le prossime settimane. La tregua della notte di Natale, titola così il Gazzettino, il governo valuta di abolire il coprifuoco il 24 dicembre, in nodo degli spostamenti tra regioni. Veneto, oggi saranno rinnovate le restrizioni regionali, possibili spiragli per alcune novità. E andiamo subito all'interno, pagina 2. Il Veneto conferma le restrizioni, spiragli per alcune attività. La nuova ordinanza sarà attiva, sarà firmata oggi e continuerà fino al 3 dicembre. Ferramenta, apertura in vista nel weekend, per ora ammessi moratoria e canto a scuola. In Friuli Venezia Giulia niente zone rosse, tamponi a tappeto. Andiamo quindi all'interno dell'articolo per vedere, per entrare un po' di più in approfondimento nell'argomento. Stretto fra due regioni arancioni quali l'Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, da oggi il Veneto continuerà ad essere una zona gialla plus, almeno fino al prossimo 3 dicembre. In mattinata il governatore veneto Luca Zaia presenterà la nuova ordinanza che dovrebbe sostanzialmente confermare le regole entrate in vigore il 14 novembre, salvo alcuni piccoli aggiustamenti sull'onda dell'esperienza maturata in questi 10 giorni. Si profilano alcuni spiragli nelle aperture dei fine settimana, ma limitati a determinate categorie merceologiche, visto che le curve dei contagi e dei ricoveri non consentono rilassamenti. I suoi colleghi confinanti erano già intervenuti a modificare i rispettivi provvedimenti, ma mentre Stefano Bonaccini aveva mantenuto le restrizioni regionali in parallelo a quelle statali, Massimiliano Fedriga si era adeguato alle limitazioni prescritte a livello nazionale e ieri ha fatto marcia indietro sull'ipotesi di introdurre alcune aree rosse, preferendo optare per una campagna di tamponi a tappeto nei comuni più infetti. Ma torniamo al Veneto. Zaia ha lasciato intendere che resteranno in piedi i capisaldi dell'ordinanza, ricordiamo quella che è stata firmata il 14 novembre, quindi l'obbligo della mascherina praticamente dappertutto, l'autorizzazione a fare passeggiate nei luoghi poco affollati, la regolamentazione dei mercati, il divieto di consumazione al banco dopo le 15 in ristoranti e bar. Quanto alle chiusure del sabato per le medie e grandi strutture di vendita e della domenica per tutti i negozi, potrebbe essere consentita l'apertura di qualche attività in più. Per esempio si parla delle rivendite di ferramenta, con la precisazione che i distributori e quindi vendite di ferramenta, ma anche la precisazione che i distributori di GPL e metano possono restare operativi 7 giorni su 7, quindi i distributori per andare a fare benzina in buona sostanza. Quest'ultima puntualizzazione era contenuta in uno dei periodici chiarimenti pubblicati sul sito della regione, ma a quanto pare non è apparsa sufficiente e sufficientemente ufficiale agli occhi esternei. È successo anche per lo stop all'educazione fisica e a quella musicale, se comporta il canto o l'uso di strumenti a fiato, alle scuole elementari e alle medie. Diverse scuole hanno sospeso le lezioni, malgrado Palazzo Balbi avesse postillato che non era ancora arrivato prescritto parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Al riguardo l'Avvocatura ribadisce che la richiesta, pendente ormai da una settimana, non ha ancora ricevuto risposta, per cui attualmente non è vietato lo svolgimento dell'attività musicale e fisica. Infatti sì, su questo punto non c'era troppa chiarezza. Infatti nell'ordinanza firmata il 14 novembre si precisava che erano sospesi appunto l'educazione fisica e il canto e l'uso di strumenti a fiato alle scuole elementari e medie. Era sì precisato che si attendeva il parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, ma dall'ordinanza si capiva che che queste attività nelle scuole dovevano essere interrotte. Comunque, in base appunto a quello che dice l'Avvocatura, la richiesta, perdendo ormai da una settimana, non ha ancora ricevuto risposte, per cui attualmente non è vietato lo svolgimento dell'attività musicale e fisica. Andiamo avanti, c'è a pagina 3 la questione vaccini Covid, con anche un riferimento alle polemiche che sono emerse in questi giorni, alle diverse prese di posizioni, soprattutto da parte di Andrea Crisanti, che appunto ha sottolineato la sua perplessità di fronte al vaccino, in quanto sperimentato troppo in fretta, e ha detto che se fosse in lui non lo farebbe. Insomma, Zaia, vaccino volontario, queste le dichiarazioni del presidente della regione. Zaia, vaccino volontario, appena ci sarà io lo farò. Il presidente dice: non sostengo Big Pharma, ho studiato, nessun obbligo ma rispetto.
Magrini dell'AIFA dice Crisanti, toni spiacevoli, a gennaio dose per 1,7 milioni di italiani. Prima l'annuncio, appena ci sarà il vaccino io lo farò, poi la precisazione sul siero anti-Covid. Immagino che in Italia non sarà obbligatorio, in Veneto sarà sicuramente su base volontaria, ma con una postilla: la mia libertà finisce dove inizia la tua e la tua libertà finisce dove inizia la mia. Il governatore Luca Zaia, ospite ieri del programma L'aria di domenica sulla 7, sa già che da qui a gennaio dovrà fare i conti anche con i Novax, per questo comincia a piantare i paletti. La somministrazione sarà lasciata alla libera scelta dei singoli, però nel rispetto reciproco fra le diverse posizioni in campo. Nei giorni del vivace dibattito sull'efficacia e sulla sicurezza dell'immunizzazione, Zaia si schiera a favore. Non sto facendo campagna per Big Pharma o altre stupidaggini, penso semplicemente che, avendo studiato i vaccini, a differenza di qualcun altro che ne parla, non sa nemmeno cosa siano. La conduttrice Mirta Merlino lo interrompe: sta forse parlando di Andrea Crisanti? No, sorride il leghista, il professor Crisanti li ha studiati, intendevo i negazionisti. La risposta di Zaia. Si deve prendere atto che questi vaccini sono stati testati da più di 70.000 persone, siamo davanti a un'opportunità che è quella di mettere in sicurezza la vita. Ci sarà una campagna di sensibilizzazione ma senza obblighi, quindi io rispetto le tue idee, dice Zaia, rivolto idealmente a un Novax, ma tu non mi devi rompere le scatole se mi vaccino. Adesso invece diventa un problema anche dire che si fa il vaccino. Un po' è la disinformazione, un po' sono le fake news, un po' l'anarchia, come davanti alle mascherine viste da alcuni come una forma di coercizione. Queste appunto le dichiarazioni del presidente della regione del Veneto. A pagina 4 si va a quelle che sono le indicazioni a livello nazionale. Le feste degli italiani, si avvicina il Natale. Conte dice Natale blindato, si tratta invece su una deroga per la messa della vigilia. Il Premier conferma la stretta su veglioni, riunioni di famiglia e mobilità tra regioni, ma gli scienziati non escludono ancora un allentamento del coprifuoco per il 24, quindi per la vigilia di Natale. Resta il nodo della messa di Natale, su cui non è esclusa un'apertura da parte del Comitato Tecnico Scientifico, che può passare solo da una maggiore flessibilità sul coprifuoco. Questo si legge all'interno dell'articolo. Considerando però che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, avverte, come si legge a pagina 7, l'Europa si attrezzi in fretta o ci sarà la terza ondata. L'organizzazione Bacchette ai governi: dopo l'estate servivano reti adeguate, le misure restrittive potranno essere ridotte solo con contagi stabilmente bassi, e non è ovviamente il caso dell'Italia. La gestione della pandemia in Europa preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dopo aver lodato l'Italia per le misure prese durante la prima ondata e aver proposto come modello le scelte della Svezia un paio di mesi fa, ora però l'avvertimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è rivolto a tutti i paesi, visto che i governi non hanno messo in campo le infrastrutture necessarie durante l'estate. Secondo David Nabarro, inviato speciale dell'organizzazione, non ci sono alternative: o i paesi attiveranno subito misure adeguate oppure avremo una terza ondata all'inizio del prossimo anno. Di allentamento delle restrizioni neanche a parlarne. Per poterselo permettere bisogna attendere fino a quando i numeri non saranno bassi e si manterranno bassi. Nella gestione dell'epidemia in realtà la differenza la fa il senso di responsabilità dei cittadini, e in questo, secondo l'inviato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i paesi asiatici sono di esempio. Le persone sono pienamente coinvolte, assumono comportamenti che rendono difficile la circolazione del virus, mantengono le distanze, indossano mascherine, si isolano quando sono malate, proteggono i gruppi più a rischio. Queste le affermazioni da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Andiamo direttamente alle pagine del Gazzettino di Belluno. Si parla sempre di Covid. Alberghi, crollo delle prenotazioni, questo è il titolo di apertura. Dopo un settembre promettente, i gestori degli hotel vivono nell'incertezza. Natale e Capodanno ancora vuoti. Il presidente di Federalberghi, Walter De Cassan, dice: il ponte dell'Immacolato ormai è perso, speriamo che qualcosa si muova con il nuovo DPCM. Andremo a leggere l'articolo. Sulle piste, parliamo delle piste da sci. Il protocollo, una proposta da rivedere. L'avvio della stagione sciistica è una matassa ancora da sbrogliare, neanche la più recente bozza di protocollo piace. È una proposta da rivedere, così com'è è difficile se non impossibile da applicare, dice Renzo Minella, presidente di ANEF Veneto.
E poi veniamo alle cifre di ieri. Anche ieri 5 morti. Ho perso papà e zio. La salma dello zio è ancora in obitorio perché tutta la famiglia è positiva. Ieri è morto anche il papà. Una tragedia senza fine, quella che sta vivendo la famiglia del tappezziere Lorenzo De Pra, 88enne di Lozzo, già vice sindaco e assessore, deceduto per il coronavirus. Non è stato l'unico decesso di ieri, 5 le croci in 24 ore e l'età si abbassa sempre di più. Non ce l'hanno fatta un 64enne, un 69enne e un 72enne. L'articolo è di Olivia Bonetti. Per quanto riguarda i controlli, le multe, in giro senza mascherina, 6 sanzioni nel weekend. Andremo a leggere anche questo articolo. Impresa, titolone di copertina, titolone di apertura, foto di copertina, scusate. Impresa Belluno 4-1 al Montebelluna, mandando in gol solo ragazzi di casa a iniziare dal 2002 Wesley Spencer. Il Belluno compie un'impresa andando a vincere per 4-1 in casa dei trevigiani, e c'è un lungo approfondimento alle pagine 11, 12 e 13 del Gazzettino di Belluno. Ieri è stata anche una giornata di interventi da parte del Soccorso Alpino e del SUEM. Un infarto ha stroncato un insegnante vicino a un rifugio. La tragedia è avvenuta allo Scarpa, a Voltago. Un 62enne muore sotto gli occhi della compagna. Si tratta di Rolando Bacchetto di Pederobba, che ieri mattina assieme alla compagna si trovava per un'escursione nelle vicinanze del rifugio Scarpa. Volo a Razzesta, appesa a un filo la vita di Gregor. Stiamo parlando del 24enne di Cortina, caduto sabato mattina. È una notizia appunto che si era già diffusa nella giornata di sabato. Andremo a leggere come sono le condizioni del giovane. E ancora oggi è il giorno del Nevegalle e ci saranno le firme dal notaio. Stiamo parlando della tanto attesa firma per l'acquisizione a tempo degli impianti del Colle da parte della società Nevegal 2021, che è capeggiata dal patron di Unifarco Massimo Slaviero. Andiamo quindi all'interno. Leggiamo subito i dati che riguardano i numeri che riguardano il Covid in provincia, registrati alle 17 di ieri. Il papà e lo zio uccisi dal Covid, anche ieri giornata nera, 5 morti. In discesa l'età, tra le vittime anche 2 sessantenni. A Lozzo, addio al tappezziere, ex assessore 88enne. La figlia di Lorenzo De Pra racconta: mia mamma il 7 novembre ha perso fratello e adesso il marito, quindi una vera e propria tragedia. La salma dello zio è ancora in obitorio perché tutta la famiglia è positiva. Ieri è morto anche il papà. Una tragedia senza fine, quella che sta vivendo la famiglia del tappezziere Lorenzo De Pra, l'88enne di Lozzo, storico commerciante e amministratore cadorino, deceduto per il coronavirus. Ha combattuto fino all'ultimo, era ottimista, pensava di tornare a casa, spiega la figlia Maria Grazia, che con la sorella Lucia gestisce l'attività di famiglia con una storia di 60 anni. Siamo in 9 tutti positivi, spiega ancora. Forse oggi, se il tampone sarà negativo, ci libereranno e penseremo a organizzare i 2 funerali. Ma il decesso dello storico tappezziere, che fu per anni assessore ai lavori pubblici e vice sindaco di Lozzo, non è l'unico della giornata nera di ieri. Sono 5 le morti di pazienti con Covid in 24 ore comunicati ieri nel bollettino dell'ULSS. Oltre all'88enne tappezziere cadorino spirato dopo 15 giorni in ospedale a Belluno, sono deceduti anche un 64enne ricoverato in pneumologia sempre a San Martino, un 69enne che era in rianimazione, un uomo di 72 anni, anche lui ricoverato in rianimazione, e una donna di 84 che era in geriatria a Belluno. Si legge ancora nell'articolo: mia mamma Eugenia 7 novembre ha perso il fratello Giosuè Baldovin e ora il marito è distrutta. Maria Grazia De Pra, la figlia del tappezziere Lorenzo, ha vissuto sulla sua pelle il Covid, oltre che il doppio lutto sempre a causa del virus. È una gran brutta bestia, dice. Noi che abbiamo avuto tutti quanti e tutti sintomatici è stato un incubo, mai provato una cosa simile, mi ha falciata. E lo si legge nell'articolo a firma di Olivia Bonetti, che mette in evidenza quindi tutta la gravità della problematica e delle problematiche causate dal coronavirus. I controlli, movida spenta, solo 6 multe per mascherine. Forse il messaggio è passato finalmente. Quello che si è appena concluso è il primo fine settimana senza movida in centro a Belluno e senza la banda di via Sottocastello scatenata e in azione con alcolici e divertimento. Per la prima volta i servizi di controllo messi in atto nell'ambito del dispositivo varato dalla prefettura per la verifica delle regole anticontagio non hanno intercettato alcuna festa illegale o assembramenti di giovani. Durante il turno straordinario di controlli ci sono state solo 6
sanzioni scattate per le mascherine abbassate o per chi beveva il cocktail seduto fuori dal locale. Nulla a confronto delle decine di multe per migliaia di euro emesse puntualmente negli scorsi fine settimana. Ma è da giorni che il trend delle violazioni delle regole anticontagio sta rallentando. Nella settimana che si è appena conclusa sono state appena 13 le multe a fronte di 1500 persone controllate. Anche per le attività commerciali passate al setaccio per la verifica del pieno rispetto, solo in 5 casi è emersa qualche anomalia. Torniamo indietro, andiamo alla pagina che apre appunto, che si riferisce appunto alla stagione invernale. Stagione in bilico, c'è chi non apre. Dicembre nero per gli albergatori che vivono nell'incertezza, il presidente Walter De Cassan ogni giorno più preoccupato. E poi c'è la presidente di Cortina, Roberta Alverà, che dice a fine settembre c'erano molte richieste, l'inverno era partito bene, poi lo stop. Sono ogni giorno più preoccupato, è schietto Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno Dolomiti, nell'esprimere lo stato d'animo della categoria per la stagione invernale che sta per iniziare, penalizzata dalla pandemia. Viviamo nell'incertezza generale, spiega, il ponte festivo di Sant'Ambroce dell'Immacolata d'inizio dicembre ormai è perso. È difficile dire cosa accadrà tra un mese, a Natale, a Capodanno e oltre ancora, quando non sappiamo neppure cosa accadrà fra una settimana. Dovremo vedere cosa prevederanno i protocolli per l'apertura degli impianti e cosa dirà il nuovo decreto di PCM dopo il 3 dicembre. E si parla in un articolo collegato anche del piano per gli impianti sciistici. Il piano è inapplicabile, come fare numero chiuso nei caroselli sciistici. A sottolinearlo è Renzo Minella, presidente di ANEF Veneto, che dice anche: oggi presenteremo le nostre proposte, una data di apertura, nessuna certezza. L'avvio della stagione sciistica è una matassa ancora da sbrogliare anche per gli addetti ai lavori. È tuttora impensabile fare previsioni su una data di apertura e neanche la più recente bozza di protocollo circolata nell'ambito della conferenza Stato-Regioni pare aver fatto chiarezza. Anzi, è una proposta da rivedere, così come è difficile, se non impossibile, da applicare, dice Renzo Minella, presidente dell'Associazione degli Esercenti Funiviari. Le linee guida che sta studiando il governo per lo sci prevedono infatti piste a numero chiuso e metà posti in funivia. Da un punto di vista normativo, l'iter per la definizione delle regole definitive sembra tutt'altro che alla fase conclusiva. Oggi presenteremo alla conferenza Stato-Regioni tutte le nostre proposte, dice ancora Minella. C'è unità di intenti tra noi e le istituzioni. Tutti vogliamo che si possa iniziare a sciare in sicurezza. Abbiamo però bisogno che le regole siano effettivamente applicabili e che le norme possano essere fatte rispettare. Andiamo avanti, leggiamo ancora un paio di notizie prima di passare al Corriere delle Alpi e andiamo alla pagina 8 dell'edizione di Belluno. Gregor lotta tra la vita e la morte, restano gravi in ospedale a Treviso le condizioni del 24enne maestro di sci caduto arrampicando a Cima Razesta. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è in coma per le ferite riportate nel volo di 100 metri. Restano gravi le condizioni di salute di Gregor, il 24enne di Cortina, che si è ferito in un incidente in montagna nella mattinata di sabato. I medici dell'ospedale di Treviso, dove è ricoverato, riferiscono che la prognosi è riservata. Combac ha subito un intervento chirurgico d'urgenza dopo il ricovero perché ha riportato un politraumatismo per il quale dovrà essere seguito in maniera importante. Ieri era intubato, sedato, in coma indotto dai farmaci. Sabato mattina, poco dopo le 9, con un amico, stava arrampicando nel gruppo montuoso del Sorapis, stava salendo lungo un canale irrilevato verso una cima a 2768 metri di quota. Dalla ricostruzione dei soccorritori, il giovane era primo di cordata, attrezzato con ramponi e piccozze e aveva attaccato la parete del versante nord, una prima parte di salti di roccia e poi neve, quando è volato una trentina di metri più in alto rispetto al compagno che lo stava assicurando con una corda. Nella sua caduta ha strappato tutte le protezioni, compresa la sosta dove si trovava l'amico, quindi sono ruzzolati entrambi per diverse decine di metri. Per il ragazzo si parla di un centinaio di metri fra il salto di gradoni di rocce e il pendio innevato. L'altro giovane non ha fortunatamente riportato conseguenze così gravi. I soccorritori sono intervenuti, è un'operazione anche non semplice. L'elicottero è andato a imbarcare un altro soccorritore a Cortina di supporto alle operazioni, una squadra di volontari civili del soccorso alpino e militari SAGIF della Guardia di Finanza ha raggiunto il Prasso Tre Croci, pronte a intervenire in caso di eventuali necessità. Il ragazzo è stato imbarrellato, issato sull'elicottero e portato al Passo Tre Croci, dove il medico ha potuto ulteriormente intervenire, infine all'ospedale di Treviso. Il ragazzo è noto a Cortina nell'ambito sportivo invernale
per essere un atleta di biathlon sugli sci di fondo e oggi si occupa dei giovanissimi dello Sci Club Cortina che praticano questa disciplina assieme al padre Igor. Chiudiamo il Gazzettino e andiamo ad aprire il Corriere delle Alpi guardando subito cosa dice la terza pagina, la prima pagina. L'emergenza coronavirus, il titolo parte con una dichiarazione del presidente del Veneto Luca Zaia. La terza ondata probabile, la riapertura delle città natali e delle scuole subito dopo sono i fattori di rischio. Cessato allarme solo con la vaccinazione. La terza ondata dopo Natale probabile, possibile una quarta in assenza di misure rigorose, lo dice Zaia, avvallato da molti esperti, e c'è un approfondimento a pagina 6. Il caso, andiamo in provincia di Belluno in questo caso, test intelligenti e prevenzione, così Luxottica combatte il virus. Andremo a leggere poi l'articolo. I dati bellunesi che vedevamo prima sul Gazzettino, 5 decessi e 186 ricoveri negli ospedali della provincia, un bilancio pesante anche quello della giornata di ieri. Stagione invernale, Dolomiti Super Ski investe per ripartire e oggi, come leggevamo prima sul Gazzettino, la firma dal notaio per gli impianti del Nevegal. La foto di copertina è dedicata alla giornata di domenica, al fine settimana, assalto ai monti, ristoranti e parcheggi da tutto esaurito. L'articolo di Francesco Dalmas a pagina 17. Andremo poi all'interno a leggere più nel dettaglio l'articolo. Zaia prevede nuove ondate, guardia alta, probabile una terza e una quarta fase di contagi, ma in Veneto il sistema ospedaliero e sanitario sta reggendo la sfida, sempre un'affermazione virgolettata che è del presidente Luca Zaia, l'articolo è di Filippo Tosatto. A pagina 7 c'è il caso Luxottica. Tamponi intelligenti e prevenzione, così Luxottica si oppone al Covid. Da maggio sono stati 33.000 test, sono stati fatti 33.000 test e sono risultate positive alcune centinaia di dipendenti. Funziona il protocollo Crisanti. Si legge in questo articolo che è realizzato da Marcella Corrà. 32.000 tamponi effettuati da maggio ad oggi sui 14.000 dipendenti italiani di Luxottica tra stabilimenti, uffici e negozi. Un tasso di positività che si aggira tra l'1 e l'1,4%. Alcune centinaia di dipendenti sono finora risultate positive al Covid con una percentuale di 10 volte più bassa rispetto alla media nazionale. Sono questi alcuni dati che i vertici di Luxottica hanno condiviso nei giorni scorsi con le rappresentanze sindacali nel fare il punto sulla diffusione del virus in azienda e sull'andamento della campagna dei tamponi. Si è tenuto infatti venerdì 13 novembre il coordinamento sindacale nazionale, tutto in via telematica proprio nel rispetto delle disposizioni sulla pandemia. Il modello Luxottica, messo a punto con l'Università di Padova e il protocollo dei tamponi del professor Andrea Crisanti, stanno contribuendo a tenere sotto controllo il virus dentro il gigante degli occhiali, che nel bellunese riguarda circa 8.000 dipendenti con le loro famiglie, permettendo nello stesso tempo di proseguire il lavoro negli stabilimenti e nei negozi. La pandemia, prima che in Italia, ha coinvolto Luxottica in Cina, dove l'azienda ha un polo logistico produttivo. È a maggio che viene messo a punto da Luxottica un modello di prevenzione grazie alla collaborazione, come leggevamo, con l'Università di Padova dove opera il professor Crisanti. Le misure adottate sono quelle della prevenzione passiva insieme con un sistema di sorveglianza attiva per tutti i dipendenti, quindi c'è l'utilizzo di termoscanner, mascherine e distanziamento. Il modello utilizza i cosiddetti tamponi intelligenti ripetuti nel tempo che tengono sotto controllo i profili più a rischio che sono stati individuati come tali da un sistema digitale e da un algoritmo sviluppato dal professor Crisanti. Il protocollo sottopone a tampone le persone che sono ad alto, medio e basso rischio per individuare le positività, anche se si tratta di asintomatici. Il progetto è reso possibile da un importante investimento della Fondazione Del Vecchio che mette 1,5 milioni di euro per realizzare un nuovo laboratorio a Padova, in grado di garantire a regime fino a 60.000 tamponi al mese per i dipendenti di Luxottica, i loro familiari, la rete dei clienti e i partner. Quindi un modello tamponi intelligenti e prevenzioni ed è così che Luxottica si oppone e cerca di sconfiggere il Covid. Andiamo direttamente alle pagine di Belluno e leggiamo un altro paio di articoli prima di chiudere la rassegna di oggi.
Pagina 14 si parla del futuro del Colle Bellunese. Da stasera Nevegal 2021, proprietaria degli impianti, fissato l'appuntamento dal notaio per perfezionare l'acquisto dall'Alpe, cannoni sparaneve pronti ad entrare in funzione, l'obiettivo è aprire a Natale. L'articolo è di Alessia Forzin. Risorto dalle ceneri, da oggi gli impianti del Nevegal cambieranno ufficialmente proprietario, si chiude l'esperienza dell'Alpe e si aprono le porte a Nevegal 2021. La società, costituita da Massimo Slaviero, presidente, Roberto Pierobon, Lionello Gorza e Alessandro Monin, per traghettare il Colle al prossimo anno, quando sarà il comune a rilevare gli impianti. L'atto di acquisto fra Alpe e Nevegal 2021 sarà perfezionato questa sera dal notaio. Ma è già partita la campagna per la vendita degli ski pass, il prezzo è scontato fino all'8 dicembre, 69 euro per i bambini fino a 10 anni, 99 euro per ragazzi adulti dagli 11 anni in su. Lo stagionale si può acquistare online sul sito www.nevegal2021.it e da questa settimana anche all'Infopoint in Piazza Duomo. L'obiettivo è venderne almeno 1.000.000 per andare a coprire le spese che la società dovrà affrontare in questa stagione. C'è già una buona risposta, spiega il direttore della scuola di sci Alessandro Molin, anche presidente del collegio maestri di sci del Veneto Luigi Borgo ha acquistato lo stagionale. Come si legge nel sito della nuova società, l'anno scorso Nevegal aveva registrato 40.000 ingressi giornalieri in una stagione partita tardi e finita troppo presto per l'emergenza Covid. La verifica tecnica sugli impianti intanto non ha riservato sgradite sorprese, la seggiovia che serve la COC e lo ski lift del campo scuola non hanno bisogno di grosse manutenzioni e se l'emergenza Covid lo consentirà, gli impianti saranno aperti per Natale. Questo si legge. Torniamo a un articolo di cui abbiamo solo letto il lancio sul Gazzettino. Malore fatale in montagna, muore ex consigliere della Lega a Pederobba. Rolando Bacchetto, di 62 anni, si è sentito male al rifugio Scarpa, dove era giunto con la compagna, vani i primi soccorsi prestati da alcuni escursionisti in zona. Il dolore improvviso lo ha colto quando era ormai giunto al rifugio Scarpa. Un malore fatale durante un'escursione sulle montagne dell'Agordino è costato la vita a Rolando Bacchetto, 62enne di Pederobba, insegnante ed ex consigliere comunale per la Lega nel comune trevigiano. Bacchetto ieri si trovava in Agordino con la compagna, aveva deciso di sfruttare l'ennesima domenica di sole e temperature miti per fare un'escursione in montagna. Giunto nei pressi del rifugio Scarpa, il malore improvviso, il 62enne è stato subito soccorso da alcuni escursionisti che si trovavano un centinaio di metri a valle rispetto al rifugio e hanno sentito le grida di aiuto provenire dalla struttura. Erano circa le 11. Mentre venivano allertati i soccorsi, gli escursionisti hanno iniziato a praticare le manovre di rianimazione. Al rifugio è arrivato poi l'elicottero. L'equipe medica ha proseguito le manovre di rianimazione senza esito. Per Rolando Bacchetto, probabilmente stroncato da un infarto, non c'era più nulla da fare. Constatato il decesso, la salma è stata imbarellata e trasportata a Frassenè per essere affidata al carro funebre. Quindi anche qui una triste notizia, una tragedia per un malore in montagna. Superiamo l'inserto del Corriere delle Alpi, andiamo a leggere un articolo a pagina 17 che riguarda il turismo. Parcheggi e ristoranti da tutto esaurito, assalto ai monti mai visto in novembre. Da Nevegal a Cortina moltissimi gli escursionisti, difficoltà per trovare un posto macchina e un tavolo in rifugio, anche un po' forse in barba alle disposizioni che dicono di evitare gli assembramenti. L'articolo è di Francesco Dalmas. Tutto esaurito sul Nevegal, la titolare del ristorante La Casera trova solo il tempo di dire è stata una domenica impegnativa e si scusa perché deve riattaccare il telefono. Sono le 5 del pomeriggio e si pensa che la montagna si sia desertificata a quell'ora, invece no, un tentativo con il rifugio al Col Visentin, scusateci ma non abbiamo tempo. Per tutto il giorno il parcheggio del Nevegal è rimasto completamente occupato. Pieni parcheggi lasciati liberi dalla neve, in questo caso ci spostiamo a Misurina nel comune di Auronzo. Ancora venerdì abbiamo dovuto riaprire la strada delle Tre Cime per le richieste che ci venivano fatte di poter salire. Lo spettacolo è unico da lassù con la prima spruzzata di neve, la strada comunque è pulita, ha detto il sindaco Tatiana Paesbecker, il sindaco di Auronzo di Cadore. Leggiamo una notizia che riguarda il Feltrino e poi chiudiamo l'appuntamento di oggi. Siamo ai lavori pubblici, macello da ammodernare, progetto da $500.000. Il comune ha preparato un piano di manutenzione straordinaria in 2 stralci. Saranno rifatti impianti e rinnovate attrezzature puntando ai fondi di confine, scrive Raffaele Scottini.
Continuare ad assicurare la piena funzionalità di una struttura che è unica nel bellunese per il servizio che offre. Questo è lo scopo del progetto per la manutenzione straordinaria del macello comprensoriale, progetto approvato dalla Giunta Comunale. Costruito nei primi anni 70, è l'unico macello pubblico della provincia e costituisce un punto di riferimento importante per gli allevatori e per gli operatori del settore, permettendo lo svolgimento delle attività di macellazione in forma controllata e qualificata, favorendo con ciò anche lo sviluppo del settore zootecnico sano e permettendo al contempo di chiudere entro i confini provinciali la filiera del comparto lattiero-caseario. Il macello di via Montelungo permette di assicurare un servizio essenziale nella filiera. Lo sottolinea anche l'assessore ai lavori pubblici di Feltre, Adis Zatta. Dopo i primi interventi di ripristino dei danni di vaia finanziati con i fondi commissariali, il progetto attuale è volto alla manutenzione e all'ammodernamento di una struttura estremamente importante sul piano comprensoriale. Il progetto è stato modulato in 2 stralci, dice Zatta, in modo da poter intervenire in maniera più agile sulle diverse priorità. Il primo stralcio vede individuate le opere più urgenti per un importo di 265.000 euro, mentre il secondo prevede una serie di opere programmabili in un periodo di tempo meno ristretto, con una spesa di 325.000 euro. I lavori necessari per garantire il mantenimento della funzionalità del macello sono stati candidati ad essere finanziati con i fondi dei comuni di confine. Con questo articolo chiudiamo l'appuntamento di oggi, vi aspettiamo puntuali per la rassegna stampa di domani. Intanto nella giornata di oggi seguite le notizie che pubblichiamo ora dopo ora sul nostro sito www.amicodelpopolo.it. Grazie a tutti per l'ascolto, un buon inizio settimana, un sereno lunedì, a prestissimo!